Agrigento, in zona Esseneto, nei campetti di calcio del Coco Soccer, si è svolto un torneo calcistico organizzato da Casa Pound Agrigento. Alla manifestazione sportiva hanno partecipato numerosi atleti, divisi in 4 squadre. Hanno presenziato all'evento gli attivisti di Casa Pound Agrigento. Ascoltiamo al microfono di Antonio Vanadia Salvatore Pullara, responsabile sportivo di Casa Pound Agrigento, poi Fabrizio Sutera Sardo, responsabile agrigentino di Casa Pound, e Vittorio Susinno, responsabile Sicilia Occidentale Casa Pound. Lo sport e Casa Pound, questo binomio, come mai? Allora, lo sport e Casa Pound si sottoscrive solo ed esclusivamente per un motivo, perché Casa Pound è un movimento sociale. Lo sport che facciamo noi, in questo caso il calcio, è uno sport di gruppo, quindi crea spirito di collettività. Poi sappiamo benissimo che i valori dello sport, della cultura, dello spettacolo, della musica sono dei valori importantissimi per far crescere i ragazzini e le nuove generazioni. Casa Pound Agrigento, come si struttura e qual è l'attività? Noi a Casa Pound ad Agrigento stiamo cercando di creare una realtà come tutte le altre comunità italiane. Le nostre organizzazioni sono mirate esclusivamente per il sociale. Come ha già detto il mio militante, abbiamo creato questa attività sportiva per riunire i ragazzi, creare una comunità che vada anche a far scemare tutti i problemi sociali che ormai purtroppo ci circondano. Siamo un movimento sociale, culturale, sportivo, politico. Abbracciamo la vita degli italiani a 360 gradi attraverso tutte le nostre organizzazioni, non soltanto Casa Pound ma anche la nostra associazione di protezione civile, la Salamandra, piuttosto che la Solid. Siamo presenti a livello sociale anche con le raccolte alimentari in favore delle famiglie italiane più bisognose. Abbiamo commemorato i caduti di guerra, abbiamo ripulito delle villette che purtroppo l'amministrazione aveva lasciato allo sbando, piene di bottiglie di vetro, plastica e quant'altro. Le abbiamo ridate ai ragazzi e ai bimbi che da adesso potranno continuare a giocare in tranquillità senza rischiare di prendere nessun tipo di malattia o quant'altro. Casa Pound in Sicilia. Sì, venendo da Agrigento ho trovato un movimento, un gruppo abbastanza dinamico, capace di organizzare eventi di questo calibro. Questa strutturazione a livello territoriale sta avendo un buon risultato in tutta appunto la regione. Nascono sedi a Catania, a Siracusa, a Ragusa, qui ad Agrigento, piuttosto che a Marsala, Sciacca, eccetera. Insomma, il movimento continua ad avere il suo consenso a livello territoriale anche in Sicilia e ci stiamo preparando per affrontare anche le elezioni nazionali di marzo.